un benvenuto a tutti nella celebrazione di un culto battesimale. La predisposizione di una vasca alla mia sinistra e alla vostra destra comunica non solo che è un giorno di annuncio del Vangelo, ma anche osservare i suoi risultati che spingono uomini e donne a credere, a confessare la propria fede in Gesù, il Signore e Salvatore della loro vita. Infine, renderne la testimonianza. E oggi siamo in una giornata di testimonianza. Si rende al pubblico, in un contesto pubblico, quello che in qualche modo si crede. La testimonianza avviene attraverso la parola che esce dalla bocca, la lettera di Paolo ai Romani ce lo ricorda, che proviene da un cuore che si esprime anche in modo visibile, attraverso l'ordinamento che Gesù stesso ha lasciato alla Chiesa. Insieme alla cena del Signore, il battesimo sono le due colonne che in qualche modo costituiscono, fondano il cristianesimo. Vorrei leggere con voi dal Salmo 138 i primi 3 versetti e leggiamo così: Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dei salmeggerò a te, adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama, e nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Una celebrazione integrale, infatti tutto il nostro cuore è coinvolto. Il salmista è entusiasta di ciò che Dio ha fatto nella sua vita. È un salmo che offre direzione nell'adorazione, perché è scritto: adorerò rivolto al tuo santo tempio. Infine ai contenuti di un'adorazione, ovvero cosa vogliamo dire, cosa ha detto il salmista al Signore: ti celebrerò per la tua bontà e per la tua fedeltà. Bontà e fedeltà di Dio osservate nel contesto di una celebrazione battesimale. Significa che abbiamo la conferma che Dio ha ancora un interesse per questa umanità, perché la sua bontà si è manifestata nella vita di José. E questo è il senso della bontà di Dio, la possibilità di essere posti nella condizione di credere. Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto. Qui c'è tutta la nostra vita e ogni circostanza della nostra vita. Mi hai accresciuto la forza dell'anima. In questo vedo la fedeltà di Dio. Egli è un Dio santo che si predispone ad essere prossimo a chi lo cerca. Cantiamo questo canto che dice Agnus Dei.
4 del nostro Salmo, tutti i re della terra ti celebreranno. Signore, quando avranno udito le parole della tua bocca e canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Sì, eccelso è il Signore, eppure ha riguardato per gli umili e da lontano conosce il superbo. Io ti celebrerò, abbiamo letto al primo versetto, il credere è personale. Davide ha tanti motivi per ringraziarlo, ma sa anche che tutti i re della terra ti celebreranno. Possiamo incoraggiare tutti a credere alla bellezza del Vangelo e ai suoi effetti. Tutti dovrebbero riconoscere che Dio è il Signore e si riafferma su tutto. Basterebbe solo ricordare chi è l'autore di tutta la creazione, chi è colui che oggi ci ha dato una bella giornata di sole. I grandi della terra dovrebbero udire queste parole, umiliarsi e credere, avrebbero un miglior governo. Sarebbe un mondo completamente diverso. E solo la superbia, dirà l'autore, ci tiene lontani da Dio perché ci riteniamo autosufficienti, invece al riguardo agli umili. Canto che faremo adesso dice proprio così, indescrivibile. Non si può misurare, è infinito. È qualcosa di supera le nostre aspettative. Sentiamo, ascoltiamo questo canto indescrivibile. Dalle altezze del cielo agli abissi del mare, il Creator rivela la sua maestà. Tra i profumi e i colori di ogni stagione, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama, ineffabile, ammirabile, poni le stelle del cielo e un nome gli dai, meraviglioso sei Dio.
vorrei dare la parola al fratello Vittorio per una riflessione sulla parola di Dio. Buongiorno, preghiamo innanzitutto. Meraviglioso sei Dio. Sì, Signore, tu sei davvero un Dio meraviglioso. Ne abbiamo avuto la prova anche in questi giorni, sentendo che un'altra anima vuole darsi a te. Signore, grazie per questo dono che tu fai alla tua Chiesa universale e alla nostra piccola comunità di Udine. Sei veramente un Dio meraviglioso, Signore. Aiutaci a leggere sempre di più le tue meraviglie. Aiutaci in questa giornata in cui vogliamo testimoniare la tua forza, la tua grandezza, i tuoi miracoli, Signore. Te lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo e del suo sangue prezioso, versato per noi, Signore, per i nostri peccati. Amen. Vi chiedo di fare un piccolo sforzo. Vi chiedo di trasferirvi con la vostra mente 2000 anni dietro e in un luogo molto lontano da questo. Siamo in un'area che tutti conoscono come la Giudea nel tempo storico. Anche noi oggi la possiamo conoscere facilmente. Il luogo che oggi è la Repubblica di Israele era geograficamente quella volta, oggi ugualmente, suddiviso in sostanzialmente 3 aree. Al nord c'è la Galilea. Gesù, vi ricordate, lo abbiamo sempre sentito, no? Veniva chiamato il Galileo. Lui in effetti era nato a Betlemme, nella Giudea, la regione del sud, ma era abitato per diversi anni in Galilea, dove suo padre l'aveva portato dopo la fuga in Egitto, un altro episodio abbastanza conosciuto, e quindi veniva chiamato Galileo. Al centro c'è la Samaria. Se guardiamo la carta geografica, diciamo a sinistra, che vuol dire sostanzialmente a occidente, c'è il mare Mediterraneo. A sud c'è la Giudea. Il Giordano scorre da nord a sud ed è in questo territorio del Giordano e della Giudea che io vorrei che voi trasferiste oggi la vostra mente. C'è un uomo particolare, si chiama Giovanni, e questo Giovanni, per chi non avesse dimestichezza con queste cose, ricordo che non è Giovanni colui che ha scritto il Vangelo, è un altro Giovanni che viene chiamato il Battista, proprio perché che cosa fa? Perché battezza nel Giordano e battezza per il perdono dei peccati. E Giovanni dice: gli uomini sono tutti dei peccatori e hanno bisogno di essere ricostruiti interiormente, hanno bisogno di ritrovare Dio. In quel territorio molti, quasi tutti, conoscono molto bene che la parola di Dio è una parola forte, che Dio ha creato i cieli, la terra, il mare e anche il Giordano. Quindi sono già sensibili all'argomento, però come in tutti i tempi storici anche qui ci troviamo di fronte all'indifferenza. Ma qualcuno si reca al fiume Giordano a farsi battezzare da Giovanni e Giovanni battezza. E quando Giovanni battezza, un giorno accade una cosa, che passa un altro uomo, un ragazzo potremmo dire noi, e Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ora, a noi che non abbiamo una cultura biblica così specifica, o comunque che non l'avevamo, io parlo per quello che conoscevo io della Bibbia molti anni fa, cioè pochissimo, l'agnello di Dio non vuol dire molto, ma per il popolo di Israele sentire parlare dell'agnello di Dio è una
cosa abbastanza forte, perché l'agnello è quel piccolo animale che viene sacrificato, viene dato in dono a Dio. È un atto cultuale, è anche un atto culturale per il popolo di Israele, ma è soprattutto un atto cultuale, viene donato a Dio. E dire che l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo è un'affermazione piuttosto forte. Ma Giovanni la fa. E voglio leggervi alcuni passi per farvi vedere questo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, a cominciare da il Vangelo proprio di Giovanni, ma preciso, è l'altro Giovanni, colui che ha scritto il Vangelo, che dice queste cose, che scrive queste cose. Non è colui che battezza, che parla in questo modo. Siamo al capitolo 1, tra i versetti 29 e 34. Sentite che cosa succede. Il giorno seguente, potremmo dire un giorno noi, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Chi è che parla? È Giovanni. Giovanni l'Apostolo scrive, ma riferisce a un discorso diretto di Giovanni il Battista. Ecco dunque l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lui ha visto lo Spirito su questo uomo è Gesù. E lui attesta che questo è verità, e questa verità è così speciale che lui, Giovanni, è colui che battezza in acqua, ma quello che viene dopo di lui, che lo ha preceduto, guardate che non è un gioco di parole, perché Gesù viene dopo di lui, perché carnalmente viene dopo di lui, ma anche perché prima Giovanni battezza in acqua e poi viene lui che non sta battezzando in acqua. Colui chi è? È colui che battezza con lo Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo lo porta Gesù Cristo nel mondo. E allora ci sono alcuni versetti che rinforzano queste osservazioni. Io vorrei che ci trasferissimo insieme a Matteo, al capitolo 3, è uno dei primi capitoli del Vangelo di Matteo, e ai versetti tra 13 e 17 troviamo, sentite un po'. Allora Gesù dalla Galilea, avevamo detto che è un Galileo, no? Si recò al Giordano a Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: sia così ora, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. L'agnello di Dio è il diletto figlio nel quale si è compiaciuto il Signore. Vi descrivo un po' questa scena. Giovanni, colui che battezza nell'acqua, è un po' sorpreso perché Gesù viene per essere battezzato da lui
E Giovanni gli dice, ma io comincio a non capire. Tu sei quello che ho capito bene, perché me l'ha detto Dio, battezza con lo Spirito Santo. Com'è possibile che tu vieni da me per farti battezzare in acqua? E Gesù risponde, questo è il progetto di Dio, lascia fare. Conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Bisogna fare così. Prima ci deve essere il battesimo in acqua e poi avverrà che io sarò il portatore del battesimo dello Spirito Santo. Praticamente è questa l'analisi. Ora noi abbiamo la consapevolezza che chi ha accettato Gesù come suo personale Salvatore e ha ricevuto lo Spirito Santo è colui che è stato battezzato dallo Spirito Santo. È interessante questo mondo antico perché c'è appunto un collegamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento e questo collegamento è proprio un sottile filo che divide un mondo da un altro mondo. Il mondo della giustizia di Dio dal mondo della sua salvezza. La giustizia di Dio adempie i fatti e porta alla salvezza attraverso Gesù Cristo. Il battesimo in acqua è quindi quello che viene prima di Cristo. Con il cristianesimo il battesimo in acqua viene riproposto in un momento successivo, ovvero quando la persona ha accettato Gesù Cristo come suo personale Salvatore, ha diritto, il diritto glielo dà Dio, non glielo dà una chiesa, non glielo dà un'istituzione, ma glielo dà Dio, a scendere in acqua. Questa è la novità e questa è la cosa che noi dobbiamo ribadire anche più volte perché siamo abituati a vivere in un contesto nazionale soprattutto, ma anche internazionale, in cui esiste il battesimo dei bambini. Il battesimo dei bambini è un battesimo improprio, lo metto tra virgolette, a meno che questi bambini, che possono avere anche qualche anno, non abbiano, qualche anno ma non pochi anni, una certa maturità, non abbiano accettato di essere dei peccatori che hanno bisogno della salvezza, di quell'unica salvezza che viene da Gesù Cristo. Allora, quando io sono consapevole che la salvezza viene solo da Gesù Cristo, e soprattutto devo essere consapevole di avere bisogno della salvezza, perché tutti gli uomini sono peccatori, dice la parola di Dio. E se tutti gli uomini sono peccatori, vuol dire che tutti hanno mancato, hanno perso un pezzo nei confronti di Dio. Anche quelli che sono delle bravissime persone, sono tutti dei peccatori e hanno bisogno di ricostruirsi, di rigenerarsi e di confessare i loro peccati. E confessare vuol dire non mettersi in una struttura lignea, ma vuol dire mettersi davanti a Dio e dire a Dio: io sono un peccatore e ho bisogno della tua salvezza, Signore Gesù. Come ha fatto il nostro fratello José, che oggi viene a testimoniare quello che è già successo. Non deve ancora succedere, è già accaduto che lui ha chiesto il perdono dei peccati, perché è consapevole di essere stato un peccatore, come ognuno di noi dovrebbe essere, qui dentro e fuori da qui, consapevole di essere peccatore e di avere bisogno di questa salvezza, che viene soltanto da Cristo, non viene per l'intercessione di nessuno, è diretta e viene da Cristo. La storia dei Vangeli poi racconta la vita di Gesù, le sue testimonianze, racconta di Gesù Cristo che viene crocifisso, di Gesù Cristo che risorge, di Gesù Cristo che dopo la resurrezione incontra i suoi discepoli e li manda nel mondo a testimoniare, come è scritto in questa vasca battesimale. Lo troviamo nel
l'ultimo capitolo di Matteo. Guardate, questa è un'altra di quelle affermazioni che dovrebbero farci fortemente riflettere sul chi siamo e sul che cosa dobbiamo fare. Voglio leggervi proprio i versetti che sono conclusivi del capitolo 28, cominciando, ecco, come compare nel video, dal 16. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Possiamo dire amen. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Quello che stiamo leggendo è così fondante che avrebbe bisogno di una riflessione molto più lunga. Cercherò di essere estremamente sintetico. L'adorarono. Gesù Cristo può essere adorato. Davvero, alla luce di questo passo, non so come facciano a esistere delle comunità che, sulla base biblica, affermano che Gesù non deve essere adorato. Gesù si avvicina a loro, ai discepoli, e dice loro: ogni potere mi è stato dato. Pensate un po', in cielo e sulla terra. Gesù ha ogni potere, in cielo e sulla terra. Oggi, 2000 anni dopo questi fatti, Gesù ha ancora il potere in cielo e sulla terra. Perché le cose vadano avanti in un certo modo, come mai accadimenti succedano e siano visibili, è un discorso che noi non possiamo mettere in discussione. Noi sappiamo che Gesù ha ogni potere, in cielo e sulla terra. E dice un'altra cosa importante: andate e fate i miei discepoli, tutti i popoli. Non ci fermiamo qui in Galilea, non ci fermiamo in Giudea, andiamo ben oltre. Tutti i popoli devono essere resi discepoli e devono essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, che è il creatore, del Figlio, che è il co-creatore, per mezzo del quale tutte le cose sono state create, come è scritto nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. E allora, ecco, imparate e insegnate ad osservare tutte le cose. Una grande promessa finale: io sono con voi. Guardate, è interessante questa voce verbale, non è un futuro, no? Io sarò con voi, io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E questo testo che abbiamo letto di per sé ci dice tutto sul piano salvifico del Signore. Se andiamo nel Vangelo, negli altri Vangeli, e vorrei dire e vorrei suggerire negli Atti degli Apostoli, che sono che è il libro, che sono i testi successivi ai Vangeli, noi troviamo altri episodi di uomini come Saulo, Cornelio, che vengono battezzati da adulti quando sono consapevoli che Gesù è colui che toglie i peccati del mondo. E che cosa succede a Giuseppe? Ora, che entra a far parte della comunità che, guardandolo in altri testi, emergerà come il corpo di Cristo. Entra a far parte del corpo di Cristo e entra a far parte di un mondo di santificati. I santi non sono perfetti, sono ben lontani dall'essere perfetti. Non pensate a quelle statue che ci sono in determinati edifici di culto. Pensate a quello che il Vangelo, a quello che
le lettere, gli atti, intendono la scrittura. Sta scritto che i santi sono coloro che sono separati dal mondo, perché hanno accettato il sangue di Cristo che li redime da ogni peccato. Questi sono i santi, non sono i più bravi di tutti. Qualche volta non sono proprio bravi, ma sono stati redenti da Cristo. Non sono loro bravi, è Cristo che ha fatto il grande miracolo della redenzione. E quindi vi rimando, se lo volete approfondire, a una lettera che Paolo scrive ai Corinti, santificati in Gesù Cristo, e dice loro con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. E è come dire che anche Giuseppe, quando ha accettato Gesù come suo personale Salvatore, è entrato nel corpo di Cristo, in questa comunità di santificati, perché lui ha invocato il nome del Signore, come dice Prima Corinzi 1 al versetto numero 2. Ci fermiamo qui, preghiamo ancora. Signore, lode a te perché tu sei santo e tu sei degno, ma lode a te anche perché tu hai reso santificati e non perfetti, ma tu li hai resi completamente perfetti in Cristo, tutti coloro che credono in te. Il percorso è lungo, Signore, e anche i santificati sbagliano e peccano, ma tu hai tolto il peccato del mondo e tu li hai resi perfetti, in attesa del compimento della santificazione, in attesa del compimento di tutto quello che hai iniziato quando ognuno di noi che è qui dentro e che ha accettato il sangue di Gesù Cristo e che ha chiesto perdono dei peccati, in quel momento ognuno di noi ha cominciato un processo di crescita in te, Signore. Il processo di crescita può avvenire solo in te, Signore, perché senza di te, come sta scritto, non possiamo fare nulla. Lode a te, Signore, perché senza di te non possiamo fare nulla. Perché altrimenti qualcuno potrebbe vantarsi e potrebbe dire di essere stato particolarmente bravo, buono, generoso, abile. Senza di te, Signore, non possiamo fare nulla. Sia lode al tuo nome anche per questa giornata e per questo incontro con l'acqua che farà Giuseppe tra qualche minuto. Addio piacendo. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Amen. Il mio destino, il tuo destino, cosa ne sarà? Lo ascoltiamo attraverso questo canto.
tornando a quel Salmo 138, e leggiamo solo un versetto, troviamo anche le circostanze più impegnative della vita, perché la vita è anche reale e soprattutto reale. Ci porta al confronto con delle difficoltà, delle tensioni, e il salmista ne tiene conto, proprio per, come dire, ai piedi per terra, potremmo dire, no? Versetto 7, se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita, tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva. Se cammino in mezzo alle difficoltà. Le difficoltà stravolgono i nostri piani. Facciamo tanti progetti, di solito li facciamo senza le difficoltà, ma quelle arrivano e bisogna fare i conti con quelle circostanze. La fiducia è che Lui ridarà la vita anche quando pensiamo di averla persa. Capita di trovarsi con le spalle al muro, capita di non avere più una soluzione, non ci sono vie di fuga. È proprio lì, in quel momento, che la vita è riconsegnata nelle nostre mani, sperimentando una relazione più forte con Dio stesso, che ci consente di ripartire. Forse un problema al lavoro, forse una difficoltà in famiglia. È proprio lì che sentiamo la mano di Dio, la forza di Dio, che ci spinge a reagire e a superare quel momento. Vorrei invitare José a dirci qualcosa che ha acceso il suo interesse alla ricerca della verità e di questa nuova alleanza. Vittoria ha parlato della predicazione, di questa nuova alleanza con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, non ho preparato niente, devo dire quello che viene dal cuore. Allora, questo per me è un momento molto importante e ringrazio a tutti di essere qui e fare parte di questo momento. Anche mio figlio che si trova qui. Io era quello solito cristiano che credeva, però aveva Dio come una cosa molto distante e molto fredda. Ma a un certo punto mi mancava avere un rapporto avvicinato e in questo contesto ho cercato una chiesa e per fortuna ho trovato questa chiesa, questa comunità che mi ha dato quello che cercavo. E questo è successo in un modo molto veloce, una cosa che non si esplica in un modo molto razionale. Sono stato qui, ho trovato la sorella Claudia una porta, non aveva nessuno, quello giorno era trasferito la riunione a casa di Vito. Insomma, sono qua in questo momento a testimoniare che è importante trovare quello che si cerca, buscare, trovare. Faccio una dedicatoria a mia moglie che si trova in questo momento in ospedale, ma siamo fieri che lei riuscirà a salire da questa situazione. E niente, penso che è questo. Sono emozionato, un po' in ansia come un bambino che allora, fa... metto le mani qua, rassicurante. Sì. Anche in ansia per fare la mia prima cena del Signore. Amen. Amen. Amen, grazie. Amen. Voglio dire qualcosa che lui ha detto proprio quando ha confessato la fede una domenica mattina. E ha detto una cosa che mi ha toccato il cuore e lo voglio ricordare. Proprio raccontando in qualche modo la difficoltà che sta vivendo, lui ha detto: io non cambio la mia idea di Dio anche in questa circostanza. E questa è un'affermazione molto forte, significa che ritiene Dio sovrano anche in quella difficoltà. Non so come andrà, ma non cambio la mia idea di Dio. E questa è una cosa che mi ha toccato attraverso la sua testimonianza e lo volevo ricordare. Ora preghiamo tutti insieme, liberamente, una preghiera perché il Signore possa
proteggerlo, accompagnarlo nelle difficoltà, gioire nella preghiera per questa nuova anima che ufficialmente entra anche in questa comunità. Come diceva Vittoria, la conversione è già avvenuta, questa è una testimonianza, ma ufficialmente oggi lui si avvicina anche all'ordinamento del pane e del vino proprio per far parte di una comunità, di una chiesa locale. Pertanto preghiamo insieme, liberamente, come il Signore e lo Spirito ci guiderà. Grazie Padre, perché oggi arriva un'anima a te dedicata a te. Grazie per la tua benedizione, benedice e protegge il nostro Giuseppe, che farà parte della tua grande famiglia, che vedrà erede di tutti noi. Aiutalo sempre a camminare nella retta via, senza mai cadere né a destra né a sinistra. Guardaci, rivellaci e donaci la pace nel cuore. Benedici la sua dolce compagna nella vita, proteggila e benedici nel tuo santo nome. In nome potente del Dio Santo Matteo. Amen e amen. Amen. Sí, Señor, yo te ringrazio por Giuseppe e anche te chiedo con tutto il cuore che tu sani e che tu guarisca a sua sposa, a su moglie. Señor, te lo chiedo en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Grazie Signore perché tu hai cura dei tuoi figli in maniera speciale, Signore. Grazie per aver attirato Mosè a te, Signore, grazie per aver parlato al suo cuore, grazie per la benedizione che lo porti ad essere nella sua famiglia e in questa comunità. Grazie Signore perché ancora stai operando, stai attirando anime a te. Per questo io ti lodo, Signore, nel nome tuo santo. Amen. Signore, noi siamo qui perché oggi ci hai redento e stai continuando la tua opera. Signore, attraverso l'opera dello Spirito attira ancora a te coloro che sono qui, coloro che non sono qui, ma che ancora non hanno volto a te il loro cuore. Nel nome di Cristo, amen. Amen. Grazie Signore perché sei sovrano su ogni cosa, Signore. E grazie perché nelle difficoltà ci tieni per mano. Ti voglio ringraziare per José, Signore, per la sua scelta. Continua a benedire lui, Signore, e la sua famiglia. In nome di tuo figlio Gesù. Amen. Amen. Che meraviglia, caro Padre, grazie. Grazie perché oggi sentiamo delle voci, delle grida, ma di felicità. Sono gli angeli che continuano a fare festa perché anche una nuova anima è tornata al Signore. Grazie Padre. Meraviglioso sapere che la nostra famiglia, la tua sposa sta aumentando, Signore. Questo ci riempie il cuore, ci fa sentire sicuri di un abbraccio di un Dio vero, un Dio che perdona, un Dio che aiuta, un Dio che salva e soprattutto un Dio veramente misericordioso, Signore. Possa tu dare serenità al cuore di José per la situazione che c'è in questo momento, Signore. Tu sei tutto quello che è di buono nell'universo, Padre. Voglia tu darci questa tranquillità e tutto noi ti chiediamo di aiutare la loro famiglia, Padre, nel tuo santo nome. Amen. Amen. Signore, grazie per l'amen dei bambini, perché i bambini sono un dono che tu dai alle nostre vite, a questa umanità, alla Chiesa. Pertanto, mentre disegnano, loro ascoltano e possono dire amen, che significa così sia. E così ti ringraziamo per la preghiera dei bambini, per quella parola dei bambini, perché sono parte del culto e devono far parte del culto. E noi ti glorifichiamo e ti benediciamo anche attraverso la loro presenza, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.
Caro José, siamo arrivati all'acqua. Allora, lui è un militare, quindi non ha problemi di temperature, è abituato al freddo e al caldo. L'altra sera raccontava che degli allievi Sì. che cercavano l'acqua fresca a 40 gradi, lui ha detto: guardate che è fresca l'acqua a 40 gradi, bevetela. E quindi da militare, allora l'acqua è a una temperatura adeguata, quindi stai tranquillo. Anche se non sia. Allora, per la regia dico: non alzatevi qui in questa zona qua, perché le telecamere sono dietro di voi e quindi ci possiamo avvicinare. Pregherei Vittorio, magari così lo battezzi. Prendi un asciugamano anche. Prendiamo un asciugamano. Allora, nella direzione così abbiamo la, quindi ecco, che la testa di là, perfetto. Sì, così. Però ti conviene sederti proprio, così ti puoi stendere per dietro. Perfetto. Eccolo qua. È il momento in cui José è entrato nell'acqua, così come è accaduto per 2000 anni a tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo come loro Salvatore personale. E quindi io ho l'onore davanti a Gesù Cristo e anche davanti a te, di battezzarti, José, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Stavo per dargli la mano per aiutarlo a uscire, ma poi mi sono ricordato che lui è sceso da un elicottero da 40 metri con una corda. Quindi non ho bisogno della mano. Ok. Simbolicamente ti do la mano lo stesso. Ok, adesso lui si andrà a cambiare e noi cantiamo La bontà del mio Signore, sì, perché è proprio buono il Signore con noi. Kevin lo aiuterà. Grazie Kevin. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, perché Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, perché Lui confiderà la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio e chi temerò.
il principio e la fine, e sul trono tu siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerà non cambi mai, fedele sei, il tuo grande amore, non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Amen. Ci sarà un altro canto. Invito le donne a cantare con me adesso questa prima parte e gli uomini successivamente. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio
leggere l'ultimo versetto di questo salmo, perché abbiamo bisogno di avere fiducia nel futuro. Quanta insicurezza c'è, quante persone sono alla ricerca di una soluzione, cercano di capire come andranno le cose. E quando si parla di Dio, bisogna parlare del mondo di Dio. E del mondo di Dio c'è tutto. Satana è stato sconfitto già da un pezzo, è stato sconfitto proprio alla croce. Pertanto questo mondo gli appartiene e tutto andrà nella direzione di come Dio ha pensato che andrà. E il salmista ha questa consapevolezza. E la domanda per noi questa mattina: abbiamo questa fiducia, questa consapevolezza in una situazione come quella che stiamo vivendo, che non è facile? Versetto 8 del Salmo 138 dice: il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. E come potrebbe abbandonare proprio le opere delle sue mani? Come non potrebbe portare a termine ciò che ha già determinato? Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. E lo sta dicendo un re. E osservando la vita del salmista, trovo consapevolezza, trovo coraggio, determinazione. Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. Vorrei anche pensare in termini più ampi, perché Dio compirà in nostro favore l'opera sua. È proprio alla croce che si esprime la sua massima realizzazione, perché lì Dio, per mezzo del Figlio, vince la battaglia più efferata che sia stata mai capitata nella storia, sia mai accaduta nella storia. Ha sconfitto un dominio che ci teneva prigionieri e per quella vittoria siamo ancora oggi posti nella condizione di credere e riassaporare la libertà perduta a causa del peccato. Vorrei leggere da Colossesi capitolo 2, versetto 14 e 15. Avendo cancellato il documento a noi ostile, i comandamenti ci condannavano, dirà l'Apostolo Paolo, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, non cose da poco, ne ha fatto un pubblico spettacolo, cioè li ha svergognati, trionfando su di loro per mezzo di che cosa? Della croce. Tutto ciò che si è visto come una perdita, una sconfitta nella storia, in realtà è stata una riconquista a Dio della libertà di coloro che avrebbero creduto e credono ancora oggi. Che Cristo sia morto e risuscitato con questo fine e che attendiamo il secondo ritorno. Maranatà. Il pane e il vino, pregherei Gianni di avvicinarsi, sono gli elementi che la terra ci offre e che Cristo ha utilizzato per spiegare ai suoi discepoli ciò che a poche ore della crocifissione avvenne. Il suo corpo e il suo sangue versato per restituirci la nostra libertà. Vorrei chiedere a Gianni di pregare per questo momento. Grazie Signore perché tu sei immutabile, Signore, perché tu sei costante, Signore. Grazie Signore perché tu cerchi e vai sempre alla ricerca di qualcuno, Signore, da salvare, Signore. Grazie Signore perché tu sei ineffabile e non muti mai, Signore. Grazie perché tu ci hai salvati, perché tu sei un grande Dio, Signore. Grazie Signore perché oggi ci hai dato la gioia, la felicità di poter condividere con il nostro fratello, Signore, la tua opera, Signore, il tuo obiettivo, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei sempre con noi, Signore. Grazie, Signore, perché tu ci salvi, perché senza di questo noi saremmo persi,
saremmo come in un deserto senza sapere dove andare, Signore, ma tu ci dai la retta via, Signore. Grazie, Signore, per quello che tu hai fatto, Signore. Ti sei sacrificato per i nostri peccati, ci hai salvati dalla morte certa, Signore. Grazie, Signore, perché sei risorto, perché hai vinto la morte, Signore. Grazie perché tu sei il nostro Dio, sei il nostro Padre, sei il nostro fratello. Tu sei ogni cosa, Signore. Tu sei l'inizio e la fine, Signore. Grazie, Signore, perché noi possiamo essere qui davanti a te e possiamo condividere questa gioia, possiamo condividere questo momento, possiamo condividere il pane e il vino, Signore, che tu ci hai detto di ricordare, Signore, per quello che è la tua opera. Ed è quello il punto fermo e la cosa importante, la tua opera, il tuo obiettivo, quello che tu vuoi raggiungere è la nostra salvezza. Amen. 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 Così adesso José entra nella comunione del pane e del vino insieme alla comunità, come altro ordinamento che il Signore Gesù ha lasciato alla Chiesa. Ha fotografato Gianni. Grazie, fratello. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. E abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen.
Abbiamo un ultimo canto, questa volta attinto dall'innario: O mio Signor, se guardo il cielo e stelle, e tutto il resto lo ascolterete dai nostri cantori. Oh mio Signor, se guardo in cielo e stelle, se penso ai mondi, opera di tua mano, se odo il tuo, la voce sua possente, che il tuo potere mi porta a meditare. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande tu sei, grande tu sei. Se bei pensieri del bosco vado errando, tra i rami d'oro e tutto un gorgheggiar. Se guardo giù dall'alto d'una vetta, odo il ruscello si dolce mormorar. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande tu sei, grande tu sei. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande tu sei, grande tu sei. Se penso, Dio, che il tuo figliuolo hai dato per me a morire, comprenderlo non so. Se penso a lui che in croce fu inchiodato per mio peccato,
salutiamo chi ci ha seguito sui nostri canali e la nostra giornata non è finita qua, perché fra poco anche pranzeremo insieme. Vittorio avrà Allora, qualcosa... io vorrei chiamare Giuseppe perché abbiamo un piccolo regalo da fargli. È il Nuovo Testamento di Gideos International, ma questo regalo è per lui, ma nello stesso tempo non è per lui, perché lui a sua volta lo doni, perché noi sta scritto, siamo mandati e quindi andiamo da altri a predicare la parola. E anche questa è una piccola occasione per andare da altri a predicare la parola. Allora io te lo dono con la preghiera che tu possa donarlo a una struttura farmaceutica del territorio di casa tua, Viale Venezia, dintorni, ma ecco, simbolicamente lo do a te affinché tu poi lo dia. Grazie. Grazie, anche approfitto per ringraziarlo della sua fattiva collaborazione quando abbiamo studiato insieme, è stato una persona che mi ha arricchito molto e io questo voglio dirlo a tutta la comunità e voglio ringraziarti pubblicamente per questo dono che mi hai fatto. Grazie. Grazie a me. Bene, la giornata non si ferma qui, come dicevo prima, e quindi salutiamo coloro che ci seguono e per chi è con noi invece rimarremo pranzando insieme e quindi una buona domenica nelle benedizioni del Signore. Giacomo resiste.